Amici telespettatori, gentilissimi utenti, buonasera a tutti. Si ritorna nella rubrica dei cuori solitari. Questa sera vi voglio presentare una ragazza che è costantemente in cerca dell'anima gemella che purtroppo fino ad oggi non ha potuto incontrare. Si chiama Anna Camilla e viene da Mazara del Vallo. Ciao Anna Camilla. Ciao Alberto. Allora Anna, Dimmi. quanto tempo è che sei singolo tu? Un po' di tempo, 2 o 3 anni circa, sì. Che non hai avuto un ragazzo? Sei separata mi pare, mi hai detto che sei Divorziata, sì, sì. Sempre da 3 anni oppure... No, divorziata da 10 anni circa e diciamo l'ultima una relazione che ho avuto è durata 3 anni e basta. Come mai ti sei lasciata? È un problema grosso, ma molto grosso. Perché? Perché... Cioè ho potuto notare che tu hai avuto diverse storie. Certo, sì, sì. Solo che purtroppo in queste storie c'è stato sempre qualche motivo Esatto. per troncare tutto. Esatto, e forse perché... Cioè, il motivo è caratteriale? Ma non solo questo, sono tante situazioni che si sono un po' complicate. Forse sogno io, chissà, non lo so, e io sono una donna che pretendo forse tanto. Comunque, io dico una cosa, d'ora in poi io lo cerco basso. Basso? Sì, basso. Ce lo vuoi basso? Sì, basso. Fino ad oggi hai avuto uomini alti? Molto alte, 1,70, 1,60, 1,80. Addirittura? Sì, ora basta, ora voglio 1,48, 1,50, 1,40 è possibile. Addirittura? Sì, lo voglio basso, bassissimo. Cioè quasi nano praticamente? Quasi nano, sì. D'ora in poi lo voglio così. Basta. Ma come mai? Come mai? Perché non lo so, forse perché sono troppo alti. Cioè ti fanno paura magari gli uomini alti? Mi fanno paura, l'ultimo mi ha tradito. E che cavolo, scusa se dico così, perché sono troppo arrabbiata. L'ultimo mi ha tradito, si è preso un'altra, perché non gli piacevo più, non lo so. E sinceramente io d'ora in poi voglio un uomo basso, molto basso. Questo che ti ha tradito, parliamo del tuo ex? Sì, del mio ex. Era quello alto 1,60? Esatto, 1,60. Io dico, quello che sarà futuro, non so se verrà. Ma noi siamo qua appunto per fare questo tentativo. Oddio, non è che è sicuro al 100%, no, noi ci stiamo tentando. Ci prova, per questo mi sono rivolta a voi, se no neanche lo facevo. Quindi deve essere molto basso, diciamo un po' robusto, e che così magari quando mi fa incazzare io lo piglio a tubolate, perché cavolo, quando ci vuole ci vuole. E niente, è tutto qua. Vabbè, caratterialmente, come lo devo avere il carattere? Allora, il carattere deve essere buonacciolo. Sì. Buono. Non aggressivo. Sì. Diciamo che deve essere sincero, ecco, questa è la prima cosa che voglio, sincero. Quindi la prima cosa che tu vai guardando in una relazione è la sincerità. La sincerità. Ti deve dire la verità. Esatto, che non mi tradisce. Questo assolutamente, perché se giustamente tu hai avuto delle brutte esperienze. Perché se mi tradisce, stavolta l'ammazzo io a legnate. Perché ogni volta sono sempre io scottata. Certo. Chi mi ammazza a legnate, chi mi una tumbolata, e ora basta, basta. D'ora in poi deve stare così, tranquillo, un po' di travagliature. Travaglio solo io, lo mantengo io, no, mi deve mantenere pure lui, se c'è di collaborare si collabora e basta, e poi tutto il resto che ben venga. Vabbè, dovrebbe lavorare. Certo che va a travagliare, no, non vedendo né direttore di banca, non vedendo cassiere, non vedendo chissà che, vedendo un picciottetto sistemato, bravo, che travaglia, e mi portano panereggia. Figli non ne abbiamo, quindi non è che dice che ci sono grandi spese. E quindi questo. Ti dico, dovrebbe essere automunito oppure va bene anche se è a piedi? No, se c'ha la macchina, però la macchina mischino, senza patente, senza niente. L'accetti pure? L'accetto perché io ce l'ho. Anche se non è automunito? No, non ha importanza. Tu la patente ce l'hai? Sì, ce l'ho. Quindi eventualmente lo porti tu a spasso? Lo porto io a spasso. Se ci piace, scusa, se ci piace andare a ballare, che ben venga, ci andiamo. A te ti piace ballare? Sì, mi piace ballare, mi piace fare schiticchiate, fare cose arrostute. Sei una donna di pancia allora? Sì, abbastanza. E per questo forse non ho fortuna. Per questo. Zone di provenienza, questo uomo dov'è che lo andiamo cercando? Allora, tu lo vuoi di Mazara oppure da qualsiasi... No, Mazara non ne parliamo. Mazzara. Per favore, Mazara. Quindi, attenzione. Io sono mazzarese, che ne sono orgogliosa, però mazzarese non ne voglio. Deve essere di fuori. Da Marsala a salire. Esatto. Marsala. Quindi da qualsiasi posto l'importante è che non sia di Mazara del Vallo. Mazzara non ne parliamo, perché niente.
Non mi piacciono il carattere che c'hanno. Esatto. Ora un'ultima cosa, Sì. l'età di quest'uomo. Allora, l'età deve essere dai 40, massimo 54, 53, non più di tanto, perché poi... Arrotondiamo dai 40 ai 55. Esatto, sì, va bene. Va bene, preferenza di aspetto fisico per quanto riguarda capelli, Capelli occhi. castani, occhi normale, no? Esatto. Un semplice picciotteggio che si sa. La cosa che dobbiamo puntualizzare è che tu lo vuoi basso. Sì, Quindi più basso è meglio. Sì, basso. Esatto, e ti posso capire, giustamente è facilmente trasportabile. Per cui- Infatti, anche se ci sarà la relazione, sarà pure, diciamo che mi posso permettere Certo. di trasportarlo in una maniera. Sì, anche perché ovviamente Poi le essendo, cose lunghe si lasciano la cioè, roulette. logico, Ah. giustamente stavo dicendo, essendo di questa altezza, oltre ad essere facilmente trasportabile, pesa poco e quindi Certo, automaticamente... infatti, questo va bene. Va bene, Anna Camilla. Amici telespettatori, mi sto rivolgendo io con gli uomini. Attenzione, uomini alti massimo 1,40 abbiamo detto, Sì, vero? sì. 1,40, più bassi sì, più alti no. Anna Camilla di Mazzara, 46 anni, sta cercando il suo uomo ideale, l'anima gemella. Per tutti quegli uomini che volessero conoscerla personalmente non possono fare altro che chiamare la nostra redazione e noi fisseremo un incontro per conoscere personalmente la nostra Anna Camilla. Anna, in questo momento ci sono questi corteggiatori che stanno decidendo se farsi sentire oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Allora, ragazzi, uomini, perché dopo 40 anni, allora io non vi dico niente, vi dico solo che fatevi avanti, cerco questo uomo che non sia troppo alto, che mi rispetta, che sia sincero, né troppo bello, neanche troppo brutto, una faccia passibile che si può, diciamo, che si può guardare, ecco. Poi tutto il resto che mi rispetta, che sia sincero e vi raccomando, facete brave, perché con me c'è di perdere, non c'è di guadagnare. Quindi l'unica cosa che vi dico, fate brave e cercate, diciamo, di fare avanti se siete convinti, perché se non siete convinti è meglio che di lasciar perdere. Non mi chiamate, quindi qualsiasi cosa rivolgetevi alla redazione e quindi se so qualcosa bene, facciamo questo incontro da Marsala in poi, vi raccomando, vi do un bacio, vi raccomando, un bacione, a dopo, arrivederci, ciao. Perfetto, hai detto delle cose precise, bellissime, sei stata più... Sono pure emozionata, quindi si capisce. Va bene, questo è tutto, per cui amici corteggiatori, uomini da 1,30 m in giù, fatevi sentire. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ciao Anna Camilla, un bacio a tutti. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah!